Dall'orto alla tavola, il novello è servito. All'appello mancava solo lui, il radicchio di Chioggia. Nel calendario delle fiere che da Treviso a Scorzè ogni inverno promuovono i radicchi veneti, Chioggia non era ancora riuscita a agganciare e valorizzare il suo prodotto orticolo più tipico, il novello. Per recuperare il tempo perduto, ecco l'iniziativa Chioggia Capitale del Radicchio dal 2 al 3 aprile 2011. Prima edizione, ma già strutturata per abbinare la promozione della cittadina lagunare e del suo territorio alle prelibatezze della cucina. A farla da padrone il radicchio novello, principe degli ortaggi tipici chioggiotti. Da lunedì incomincia la nuova stagione di raccolta del radicchio novello di Chioggia. Il radicchio che permette in questo momento, in aprile e in maggio, di essere la condizione di redditività di tutte le imprese produttive agricole di Chioggia. In un piccolo orto ricreato sotto il cupolone del mercato sboccia dunque il radicchio novello, assieme a una ventina di aziende dei settori artigiano e agricolo in una vera e propria fiera campionaria dedicata alle imprese locali. Le sale del mercato si prestano facilmente ad essere adattate agli stand espositivi, rivelando un nuovo modo di utilizzare gli spazi commerciali dedicati alla raccolta e alla vendita degli ortaggi. Come tutti potranno vedere oggi, la ristrutturazione del mercato ha fatto sì che questa struttura possa essere adibita in futuro non solo come mercato destinato alla vendita dei prodotti ortofrutticoli, ma possa prestarsi di supporto a tutto il territorio di Chioggia, a tutto il comune di Chioggia e anche ai comuni limitrofi. Oggi abbiamo le associazioni di categoria, dall'altra parte abbiamo tutto quello che è attinente al turismo, le macchine, le moto, tutto quanto. Ecco, la dimostrazione è proprio questa, il pubblico sta arrivando, il mercato di Brondolo può essere adoperato come struttura fieristica del comune di Chioggia.